L'ondata di maltempo che ha sferzato la regione con pioggia torrenziale e vento nella zona del Friuli-Collinare ha creato qualche problema, anche se vista la portata del nubifragio si può dire che i disagi sono stati contenuti. Segnalati alcuni allagamenti a Tarcento e Cassacco. Ci racconti quello che è successo questa notte? E niente, verso le 11 mi trovavo ancora nel locale perché stavo chiudendo, siamo un po' sottodimensionati col personale a causa anche dei lavori della rotonda e abbiamo notato che iniziava a fluire dell'acqua prepotentemente dalla via Manin qui sopra e quando mi sono accorto che appunto dalla porta del negozio e poi dalla porta del bar entrava acqua abbastanza velocemente. La prontezza di intervento della Protezione Civile ha permesso all'attività di non dover chiudere i battenti, contenendo la quantità di acqua che ha invaso il locale. Situazioni come queste, un temporale, ora purtroppo sono all'ordine del giorno, quando il meteo decide di scaricare tutta la sua energia. Noi non sappiamo effettivamente se il problema sia dovuto alle nuove pendenze della strada o se sia appunto un fattore isolato, perché comunque ieri ha piovuto effettivamente molto, però queste bombe d'acqua si verificano sempre più spesso, quindi chiediamo alle autorità competenti di capire quale sia il problema e che non succeda di nuovo in futuro, perché sì, comunque abbiamo un'attività e non possiamo far fronte ogni giorno allo smaltimento dell'acqua, diciamo. Da Tarcento a Cassacco, dove la zona garage cantine di un condominio si è allagata, anche qui per fortuna senza gravi conseguenze. Io sono arrivato stamattina pensando di trovare la situazione migliore, ma vedo che è un pochino tragica la cosa. Chiederemo al comune di nuovo di verificare la situazione dello scolo delle acque qui su questa strada. Si vedono ancora delle vistose pozzanghere d'acqua dove la pioggia si è accumulata. Un problema che capita spesso quando piove? Spesso quando piove qui del comunale che senza caditoi non prende l'acqua, era giù praticamente un torrente d'acqua e quando non riesce più a smaltire nella soima riversa lungo lo scivolo l'eccedenza dell'acqua che non riesce a smaltire, diciamo.